entrare Sua Maestà Re Giorgio Napolitano. A tutti i politici italiani giunga il mio affettuoso augurio. L'anno che sta per terminare è stato tra i più pesanti e inquieti che l'Italia ha vissuto da quando è diventata Repubblica, tra i più pesanti sul piano politico e istituzionale. L'anno che sta per iniziare può e deve essere diverso e migliore, specialmente per i politici che hanno sofferto duramente il prezzo di grandi sacrifici, le conseguenze della crisi. Una crisi dalla quale in Europa si comincia a uscire e più decisamente si potrà uscire se si porterà fino in fondo un'azione comune e di fratellanza per un mondo divenuto davvero globale. Mi sembra un proposito e un appello giusto. Nessuno può credere alla ridicola storia delle mie pretese di strapotere personale. Resterò Presidente fino a quando la situazione del Paese e delle istituzioni me lo farà ritenere necessario e possibile e fino a quando le forze me lo consentiranno. Fino ad allora e non un giorno di più, e dunque di certo solo per un tempo non lungo. Confido così facendo nella comprensione e nel consenso di molti politici. Ho concluso. Buon anno ai miei politici. Guardiamo, lasciate che ve lo dica, con serenità e con coraggio al nuovo anno. Si dia inizio alle danze.